io penso che Eliseo, come abbiamo già detto, noi ti mette data a commemorazione, se probabilmente manca a sua le commemorazioni. Che gli entrare in merito dei testi, stato Eliseo non semene come tanto indipendentista, come tanto che ha che parte si storia di questo popolo. Sul 1971 io sono entrato in questa anna, in questa casa dello studente, non si tratta da questa anna ma dai Cutagni. E sono entrato, volevo andare su manifesto, su del braccio. Quando è stato appena pubblicato il manifesto, un giornale rivoluzionario del suo carattere sociale, pensai a pochi tutto il mondo si poteva risolvere e rivendicare il diritto sociale. Poi a un certo punto mi ho fatto in mano un iscritto dell'Eliseo Spiga per una università contadina. Ho scoperto che esisteva un altro mondo che mi è stato quanto fino a Satano. Cioè io non schiapo che io por ahí chinas in questa terra e che la cultura mea sozzaiata tutto la limpa che mi manteneva vivo, la sozzaiata di questa cultura che mi ha acquato. Che è stata acquata dai figli. È uno dal suo ultimo dominatore, l'ha scoperto dopo, io ero convinto fino a 7 anni, e poi terminando sul liceo, un montagnino, ha fatto sul liceo in Gadula e quindi ha fatto maniera di allargare, hanno fatto l'occupazione del suo liceo, hanno fatto un paio di alde galera, Sallotta, di Sicilia, del 68, eccetera, eccetera, però ha scoperto un altro mondo, cioè ha scoperto che si poteva pensare a queste cose che su che vedo della storia e che non che su che vedo della contingenza storica. Cioè esistia pure un credo che mi è stato posto in conca mia da questa cultura del suo popolo mio e che poteva poi da queste cose abbaitare nella schifo sacro del suo popolo mio e abbaitare nella schifo sacro e dia una cosa tutto diversa, e dia che mi è legata alla lingua, e dia che per un popolo che è in storia, e dia che questo popolo ha capito una storia, ha capito un momento di civiltà, e addirittura scopriamo che ha avuto il bronzo di tutta l'Europa in 3 anni. Ma è possibile che siano esistite che mai erano quattro una cosa di questo tipo? E tanto, e tanto imparato, si spiega qua. Poi costurata, ripeto, i capezzoli di pietra, comunitarismo, eccetera, eccetera, i capezzoli di pietra, sidete orgoglio dessa appartenenza a questa nazione, sul protagonismo, che deve essere merese di una storia, besitatora scraro, besitatora, e aggiunge da cosa per una università contadina, comunitarismo ideate, zecca sos codices, di interpretazione, dessa realtà, di questo che viene chiamato un modello di sviluppo, e no che non entra nulla su cannato pa qua che te parlante, caso modello di sviluppo no, che non servia per creare crescita, e no che servia per creare integrazione, per distruggere un mondo politico che nasciti sarraichina di questo popolo e ne ponnere un altro, cioè servia per distruggere le forze politiche che hanno sussato zambene, e sociale, che hanno sussato zambene, che hanno una genesi, una motivazione, in questa cultura, in questa terra, vuole sostituire in sindacatos, partitos, italianos, de destra e de sinistra. Tutto pare. Per questo è altro che crescita, e non che si è programmato l'integrazione di un popolo assurtimo dominatore. E non vintra nulla l'esempio di Gandhi, non vintra nulla. Potremmo ammirare in modo pacifista, ma mai gli inglesi hanno pensato di avere una fusione nazionale dell'India e dell'Inghilterra. Non l'hanno mai pensato, quindi bene consapevole sia sugli indiani o dell'India sia sugli inglesi che si tratta di un rapporto coloniale. E quindi si tratta di accettare o no e di si opporre pacificamente o no a un rapporto coloniale. E non che su rapporto diverso, di fusione nazionale, non che sono venuti a noi convinti che noi abbiamo saputo un'equazione storica per arrivare finalmente a diventare italiani. Cioè, di questa operazione, altro che colonialismo. Poi, se l'Italia si sente non indipendente, ha tutto il diritto di
guerrare per l'indipendenza. Però, in ocche, chi non si impede l'indipendenza è l'Italia. Cioè, non è che queste Zanzi Lupilallorica che hanno scritto su Manzano e non hanno imposto un rapporto di dipendenza e non hanno imposto un modello di sviluppo funzionale, solaisse no a questo popolo e che come scrollanne e che come sta arrivando a battere questo popolo a stessa aspirazione. No! Battono un potere che mantiene in occhio tutti gli apparati statali, cioè che sono fatti dai militari, sono fatti da polizia, sono fatti da scuola, sono fatti da cultura imposta, sono fatti da crea funzionale a questo tipo di imposizione e assatterà la batta un'altra entità che è la nostra, che è la nazione esatta. Cioè quindi le identità sono bene definite, ha un'ala batta una istituzione statale colonizzante e quindi che impone la sudditanza e assatterà la batta un'altra identità che resiste e si ribella finalmente a questa imposizione. Poi non mi interessa chi siete un stare peso o un stare mezzo, sicuramente si sta peso che non siete in grado di applicare lo codice di interpretazione per varicare fino al modello di sviluppo e del tessuto sociale che sono adatti a questo popolo e chi non veste sul rivoluzionario Eliseo Spiga che ha seccato lo codice di interpretazione del suo rapporto sociale tra comunità, ambiente e lo che non vivete e stincue su la vera rivoluzione di Eliseo, cioè che il suo rapporto non è basato su un sfruttamento quanto più possibile potenne, quanto più possibile risorse tra l'antropismo, cioè assente e sul territorio. No, è basato su di un altro modo di si interrelare. Ma è possibile questo altro modo di si interrelare in Sardegna? No, non è possibile, che non siamo noi da determinare questo rapporto. Questo rapporto è determinato da chi è dominato in Sardegna e chi impone la maniera di interrelazione pure umana tra le persone che vivono in questa terra e la terra matessa. E stinocche su ammirare di Eliseo, che ha scritto cercare questo rapporto. E tanto l'indipendenza è possibile. Ma io ho fatto un grande rapporto con Eliseo, hanno fatto vari congressi del suo popolo sardo, ti mette entusiasta, carico a suo massimo, veramente, io come te sto in domo sua. Abbiamo dato di questo congresso che poi l'abbiamo fatto imbaulato, pariata qui, c'è stato un momento un po' partire, è caduto un momento di condivisione con Suiti e poi invece la cultura indotta ha dominato ed è riuscito a sconfiggere questa condivisione che è schiata in una cultura basata in altro tipo di rapporti e in altro tipo di codice. Però noi dobbiamo spessare. Ite non sappiamo del fatto che Eliseo si è vivuto in questa terra e il fatto che Eliseo ha pallassato un messaggio. Cioè questo è il suo problema. Non che noi dobbiamo diventare sul cerimoniale del suo cannato Eliseo Spiga. Cioè non è che noi dobbiamo celebrare la missa di Eliseo Spiga e ripetere quindi sul pensiero suo all'infinito. Non è gai. Cioè sono tutti persone che colano l'effio so pesante in questa terra, non spiccano accadendo, poi rugano, come interrotto Eliseo Spiga, come tocca a noi a camminare, a seguire a fare da innanzi, non ripetine su chi ha nato o ha fatto Eliseo Spiga, ma che canne de collire da entro i cue, questo semene di ribellione, chi si ha interpretato e gli dare un'interpretazione nostra, e tanto l'indipendenza è possibile. Certo che è possibile, ma prima di tutto deve essere possibile su per vedo, che dobbiamo trasformare un progetto credibile in un progetto delegabile da questo popolo. Questo è il punto, è l'obiettivo in un non dobbiamo misurare. E cioè noi tutti indipendentisti, in questa sala, noi indipendentisti, non ha importanza che oggi siamo tutto canto indipendentista sul cammino della sovrania, è il fatto di tappa e possiamo usare che tappa spare. L'indipendenza è un obiettivo, o si è indipendente o non si è indipendente, non esiste via di mezzo. Indipendente si è can, un popolo decide, è in grado di si costituire in soggettività politica che non è nessun rapporto di dipendenza
sono rapporti che hanno nato qua perché non sono di dipendenza, ma sono di interrelazione internazionale, di stare in su mondo. Nessuno popolo è indipendente, né sa Russia, né sa America, né sa Italia, nessuno popolo è indipendente dai questo. Bene, noi dobbiamo arrivare ad aumentare la dipendenza nostra, diluirla in tutto il mondo, ma che rifiutiamo la dipendenza unilaterale.